Mi chiamo Alessia Palesi e sono una studentessa di grafica e comunicazione della classe quarta Q. Questo è un indirizzo per i più creativi, diciamo. Qui arrivano gli studenti più creativi che vogliono specializzarsi nel campo della pubblicità, del video editing, del fotoritocco. Questa scuola, il Galileo Ferraris, mi sta fornendo, diciamo, tutti questi strumenti necessari per farmi continuare questo corso di studi. Sono Dario Castello della quinta elettronica, sono da 5 anni in questa scuola, faccio parte del corso elettronico, abbiamo a che fare con la robotica, appunto l'anno scorso abbiamo partecipato alla gara nazionale italiana di robotica a Pisa, un grosso evento, e abbiamo avuto questa fortuna dove c'erano tutte le scuole d'Italia e praticamente abbiamo avuto una grossa vittoria, è stato per noi, perché comunque anche se a termini di classifica non siamo arrivati magari fra i primi, però è un'esperienza che ci portiamo per tutta la vita, che ci ha dato molto. Con le esperienze di laboratorio andiamo a fare questi circuiti che comunque ci serviranno appunto per essere periti elettronici dopo aver conseguito il diploma di elettronico. Sono Gianluca Giuffrida, frequento la classe quinta informatica, faccio parte del corso sportivo da 5 anni, nel quale si fa pratica sportiva su 12 sport in 5 anni e si ottiene alla fine del diploma, quindi nel mio caso di perito informatico, 12 crediti formativi per accedere alla facoltà di scienze motorie.